Da una parte la Lega che preme per l'ultimo miglio, dall'altra il Movimento 5 Stelle che sottolinea sì, ma quest'ultimo miglio va fatto bene assieme al Parlamento. In mezzo il Premier Giuseppe Conte che sposa la linea del passaggio in Assemblea. Ce n'è abbastanza per aumentare la fibrillazione di governo, se è vero, come trapela da ambienti leghisti a Roma, che Matteo Salvini sarebbe pronto a far saltare il governo se a breve non sarà dato il via libera. Uno scacchiere però nel quale entra gioco forza il comportamento dei pentastellati nel caso dell'autorizzazione a procedere contro lo stesso Salvini per il caso di Ciotti. Intrighi e incroci romani, mentre in Veneto lo sfogo del governatore Zaia va di pari passo con gli attacchi del sud. Cosa le sta dando più fastidio in questi giorni? Le bugie, perché se tu sei al sud e al sud va male, dovresti essere così sincero da dire ai tuoi cittadini che il male di oggi che sta vivendo il sud, e a me dispiace, non è per causa dell'autonomia del Veneto, della Lombardia o dell'Emilia Romagna, perché noi non ce l'abbiamo l'autonomia. La verità è che la classe dirigente del passato ha governato male il sud e forse anche qualcuno del presente. E questo mal governare poi fa pagare il conto ai cittadini, che sono le uniche vittime di questo sistema. I cittadini del sud devono chiedere l'autonomia per le loro regioni e lì vanno al vedo e verificheranno se ci sono sprechi o no. Nel mirino c'è soprattutto quel Vincenzo De Luca che proprio nelle ultime ore ha sparigliato le carte con un colpo di teatro. Oggi formalizziamo la richiesta di autonomia differenziata anche per la Regione Campania, augurandoci ovviamente che rispondano. Abbiamo chiesto un mese fa di essere associati alla discussione che riguarda il Veneto, la Lombardia e l'Emilia, per una ragione molto semplice, che le decisioni di finanza pubblica che si prendono per queste tre regioni. Immediata la replica del Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie. Dalla Regione Campania risulta agli atti una richiesta del febbraio 2018 nella precedente legislatura che non precisa gli ambiti e le materie per cui attivare la richiesta. Insomma una richiesta generica, quando invece il Veneto per aprire la trattativa aveva spedito a Roma una valanga di documenti, compresa la proposta di legge statale di iniziativa regionale varata dopo il referendum del 22 ottobre 2017. Dunque la scarmaglia resta, le proteste restano, in attesa degli sviluppi dei prossimi giorni, con uno Zaia sempre più deciso però a far valere le ragioni di un percorso iniziato con le urne. L'istanza popolare non è un pensiero di Luca Zaia, ma è un'istanza del popolo fatta con un referendum regolare e quindi penso che è giusto che ci sia un dibattito, è una grande riforma.